Un medico di 38 anni è morto a Nuoro dopo aver gestito da solo il carico record di 1800 pazienti. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi riaffrontiamo una pagina dolorosa per la nostra terra, la scomparsa di un giovane medico a Nuoro, il secondo in pochi mesi. Non parleremo solo di cronaca, ma cercheremo di capire cosa sta succedendo ai professionisti che dovrebbero curarci e che invece si stanno ritrovando schiacciati da ritmi sostenibili. È un tema che tocca da vicino il futuro della nostra assistenza sanitaria in Sardegna. Se credi che un'informazione attenta e rispettosa sia necessaria per la nostra comunità, ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like per sostenere questo spazio di approfondimento. La scomparsa di Riccardo Frarelli ha scosso l'intera Sardegna, ma è il secondo dramma in pochi mesi. Prima di lui, Maddalena Carta, anche lei 38enne, è morta ad Orgali per non aver abbandonato i suoi assistiti nonostante un malessere. Il sindacato Medici Italiani denuncia turni diventati un massacro fisico e psichico. I carichi di lavoro sono ufficialmente definiti insostenibili a causa di una burocrazia asfissiante e della cronica carenza di personale. Ma quello che preoccupa maggiormente la comunità di Nuoro riguarda quello che succederà da domani a chi ha bisogno di cure urgenti. Oltre al lutto, resta un vuoto assistenziale enorme. Senza supporti organizzativi e risposte concrete, migliaia di cittadini sardi rischiano di restare senza un medico di base. La tragedia di Riccardo è il grido disperato di un sistema sanitario che sta crollando nel silenzio. Abbiamo analizzato una situazione critica che non può più essere ignorata. I nostri medici sono il primo presidio del servizio sanitario sul territorio, ma spesso operano in totale solitudine. Se questo video ti ha aiutato a vedere sotto una nuova luce le difficoltà della sanità sarda, ti chiedo di condividerlo per far arrivare questo messaggio a più persone possibili. Iscriviti al canale e metti un like per non perdere i prossimi approfondimenti. E ora vorrei sentire la tua voce. Hai notato anche tu queste criticità nel tuo comune o nel rapporto con il tuo medico di base? La tua testimonianza è fondamentale per dare voce a questo problema. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a questo video e per aver scelto di informarti con consapevolezza. Restare vicini ai problemi della nostra Sardegna è il primo passo per risolverli. Stammi bene e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.